premio Nobel, non fa nessun discorso e il suo silenzio è importante. Lei dice l'augurio che fanno i pastori sardi e dice salute tribù, quindi salute e grano. E lo dedica e fa questo saluto al re di Svezia e al re d'Italia, non dice una parola su Mussolini. Quindi questa è una scelta molto importante perché politica, perché Mussolini si aspettava a livello internazionale, grazie a questo premio Nobel italiano, un omaggio del regime a livello internazionale, cosa che non avviene. Tant'è vero che da quel momento Grazia Deledda viene osteggiata, ci sarà addirittura un calo nelle vendite dei suoi romanzi. Quando ha ottenuto il premio Nobel, naturalmente il regime non poteva non renderle omaggio, quindi Mussolini la invita a Palazzo Chigi perché deve riconoscere che ha ottenuto il premio più prestigioso a livello internazionale. Quando lei va da lui, le dice che può chiedergli tutto quello che vuole e lui glielo darà. E lei che cosa gli chiede? Gli dice che deve far ritornare dal confino politico il padrone della sua casa di Nuoro, perché come sapete la casa negli anni, quando proprio lei scrive Canne al vento, viene venduta alla famiglia di Sanna Mannironi. Lui era al confino perché era un perseguitato politico, ritorna, la va a trovare e gli dice stupito che lui è stato liberato e non ha capito perché. Lei non gli rivela che è stata lei ed è questa l'unica cosa che chiede a Mussolini.